Alcuni consiglieri regionali del Veneto, primi firmatari della risoluzione Giù le mani dal Natale, depositata pochi giorni fa a Palazzo Ferrofini. L'obiettivo è quello di lanciare un segnale politico ai signori della grande distribuzione e di impegnare la Giunta a studiare tutte quelle soluzioni che potrebbero scongiurare un'apertura nel giorno di festa per antonomasia. Sentiamo. Riteniamo che sia veramente un affronto ai principi minimali della nostra storia. Non penso che sia il giorno di Natale che fa differenza per gli ipermercati, per la grande distribuzione nel computo totale, e penso anche e spero anche che non ci sia nessun veneto, nessun italiano che il giorno di Natale ha in mente di andare a fare la spesa per i 2 giorni successivi. Per tradizione, diciamo, l'approvvigionamento anche dal punto di vista alimentare su Natale viene fatto qualche giorno prima. Abbiamo provato con tutti i mezzi, tutti gli strumenti a disposizione dal punto di vista legale e amministrativo di interdire questa propensione. Proveremo anche questa volta, ovviamente non a caso noi abbiamo tentato di sensibilizzare l'intero Consiglio regionale. Ma io ritengo che il Natale è la festa più grande al mondo per tutte le culture, per tutte le provenienze territoriali e geografiche, e credo quindi che sia doveroso in questa festa godere lo spirito, i valori del Natale, non disturbandoli con distrazioni che in altre occasioni possono essere anche comprensibili e oggi non avrebbero per quel giorno nessuna comprensione, nessuna giustificazione. I motivi di soffrire in questa situazione di crisi per tante famiglie sono enormi. Lasciamo che almeno la gente possa respirare bene il clima natalizio. Passiamo ora alla cronaca in